Di nuovo in diretta con Focus TG, grazie molte all'onorevole Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega in Veneto e vice segretario nazionale. Onorevole, bentornato. Grazie a voi e buona giornata a tutti i telespettatori. Allora, sta facendo molto parlare una sua iniziativa, che è quella di lanciare un assessorato per gli anziani, no? Per l'assessorato in regione. Un assessorato specifico che prosegua il lavoro svolto finora dalla Regione del Veneto, che su questo ha fatto dei grandissimi passi in avanti, ma che si occupi esclusivamente delle fasce anziane. Tutto questo tenendo conto di alcuni dati molto importanti e che secondo me sono davvero illuminanti per capire quale sarà la società dei prossimi 20 anni. Entro il 2050, in realtà anche qualche anno prima, vediamo un grafico, più di un terzo della popolazione sarà over 65 e quindi dobbiamo considerare che la società che avremo davanti nel corso dei prossimi anni sarà una società che invecchia sempre di più, e a tal fine dobbiamo considerare che gran parte di questi soggetti saranno anche persone sole, soprattutto gli over 80. Anche lì ci sono dei dati molto specifici che identificano appunto questo fatto, e c'è la necessità sempre di più, soprattutto nei prossimi anni, a maggior ragione nei prossimi anni, vorrei dire in via esponenziale, di intensificare quelle che sono le reti sociali, le reti di integrazione, anche studiare una forma di invecchiamento attivo. L'età anziana non deve essere un limite. Oggi l'anziano viene regolamentato, diciamo, a livello nazionale solo in chiave assistenziale, solo in una prospettiva assistenziale, quindi se non è autosufficiente o se ha delle disabilità. Noi invece riteniamo necessario che l'anziano, soprattutto nei prossimi decenni, venga visto come una risorsa da proteggere, come un patrimonio sociale da integrare appieno nella società. Questo è il modello che dal mio punto di vista risulta fondamentale per costruire la comunità del domani, che parli di social housing, che parli di lotta alla solitudine, che parli di contrasto all'isolamento sociale, che purtroppo è sempre maggiore nella società di oggi, anche complice diciamo, il progresso tecnologico, che deve essere invece messo a disposizione delle fasce più anziane. La telemedicina, su cui il Veneto sta facendo un grandissimo lavoro, la medicina di prossimità e la domiciliarità, tutti criteri che devono essere dal mio punto, dalla mia visione, assolutamente messi a sistema per rilanciare anche questo tema, che dal mio punto di vista risulta fondamentale. La società invecchierà sempre di più e la politica deve sapersi interrogare su quelle che sono le misure più adatte per vincere questa sfida, perché è una sfida che dovremo affrontare. È verissimo, cioè noi stiamo diventando un paese di anziani, una popolazione che invecchia costantemente, c'è la questione delle nascite zero, insomma, no? del problema di non avere più i bambini che nascevano una volta, quindi la denatalità. E poi, onorevole Stefani, qui non solo in Veneto, ma un po' dappertutto c'è anche la questione delle rette altissime per le case di cura, cioè le famiglie, soprattutto quelle che hanno anche malati non autosufficienti, si trovano davvero in grandi difficoltà. Sì, questa è una questione come quelle di prima che vanno affrontate anche e soprattutto a livello nazionale. Il Veneto ha fatto grandi cose in questo, tra l'altro è avanguardia in alcune misure che saranno anche adottate nel corso dei prossimi mesi. Quello che risulta fondamentale è avere un'attenzione specifica e partire da un punto visuale specifico relativamente a questa vicenda, perché la società del domani sarà questa, e o noi abbiamo il coraggio di affrontarla tenendo conto di questi dati, oppure decideremo di girarsi dall'altra parte e avere una popolazione sempre più anziana, sempre più sola, sempre più isolata, senza reti di integrazione sociale, con le grandi difficoltà che poi ricadranno sui comuni, perché poi i comuni sanno benissimo, io facendo il sindaco ho vissuto anche alcune esperienze in cui non c'era una rete familiare, non c'era una rete sociale e c'erano delle persone lasciate a loro stesse. Questo non può accadere nella società del domani, non dovrebbe accadere nemmeno oggi, non doveva accadere nemmeno ieri, ma la politica serve per trovare delle soluzioni tenendo conto della società che cambia. Questo discorso non potevamo farlo 30 anni fa, lo facciamo oggi perché oggi abbiamo questa prospettiva e chi fa politica deve ragionare in prospettiva.
Ecco, onorevole Stefani, che reazioni ha visto, ha avuto, diciamo, rispetto a questa iniziativa, non solo politicamente, insomma, anche girando come fa costantemente per il territorio? Beh, delle reazioni assolutamente positive, perché è un tema molto sentito. È un tema apprezzato, anche perché ovviamente ci sono casi tutti i giorni di anziani soli e purtroppo in certi casi anche senza una rete familiare di riferimento. Gli amministratori in particolare vedono in questa ipotesi di un assessorato dell'anzianità un qualcosa di specifico che avrebbe quindi la possibilità di costituire una serie di competenze e di esperienze in grado di affrontare direttamente questo tipo di problemi. Serve oggi, magari non serviva 20 anni fa, ma oggi serve perché la società sta cambiando e quindi dobbiamo metterci al passo con la società e riuscire a trovare quelle che possono essere le misure che ci garantiscono anche di prevenire determinati fenomeni di isolamento. Questa è una delle idee che lanceremo, ne avremo anche altre, nasce dalla campagna di ascolto, quindi non è un'idea esclusivamente mia, ma è un'idea che abbiamo elaborato sulla base della campagna Veneto ai Veneti, l'abbiamo chiamato così perché consideriamo che il futuro del Veneto appartenga ai Veneti, quindi siano i Veneti a dirci quali siano le loro priorità, le loro proposte, le loro segnalazioni. E sulla base di queste abbiamo deciso di proporre un assessorato che si occupi specificamente di questo aspetto. Ecco, abbiamo proprio evidenziato il Veneto ai Veneti, oltre 100.000 le firme raccolte dalla Lega, centinaia di gazebo in tutta la regione. Che bilancio, al di là proprio dei numeri, insomma, no? Avete riscontrato entusiasmo? Sì, un bilancio direi anche molto positivo. Adesso continueremo l'8-9 marzo con una gazebata regionale, quindi continuerà la raccolta firme. Il nostro obiettivo è arrivare a 200.000 firme giorno dopo giorno, raccolte firme che facciamo sul terzo mandato del Presidente Zaia e, qualora non vi fosse il terzo mandato, su una presidenza leghista della Regione Veneto. Questo perché la gente ci riconosce un valore che è quello della prossimità, cioè quello di conoscere i candidati, di sapere che quel candidato magari è stato consigliere comunale, assessore, vice sindaco o sindaco di un comune e quindi va a fidarsi di queste persone che poi siedono in consiglio regionale. Questo è il nostro modello di politica, una politica che si ponga vicina ai territori, vicina alle persone, prossima, che conosca i problemi dell'amministrazione, perché anche il tema degli anziani, il tema che ha evidenziato lei prima, direttore, è un tema che gli amministratori, magari qualcuno sicuramente ci sta guardando, conosce benissimo, sa quanto gli uffici sociali da questo punto di vista siano pieni di richieste magari di contribuzione, di aiuto, di sostegno per situazioni di questo tipo. E noi dobbiamo avere la capacità di anticiparli e di risolverli. Ecco, proprio lei accennava al terzo mandato. Ieri abbiamo intervistato il presidente Zaia, l'ha sentito Christian Arboit all'H Farm, dove il presidente era anche per i Veneto Creators, e ha detto, insomma, la questione del terzo mandato non è conclusa, no? Perché si aspetta questo pronunciamento della Corte sulla questione del governatore della Campania Vincenzo De Luca. È così, tra l'altro io sono il primo firmatario della famosa proposta di legge sul terzo mandato e ne sono assolutamente orgoglioso, perché è una proposta di buon senso e che toglie un vincolo, quello della ricandidabilità di un presidente che in Veneto è amato dalla propria gente e che meriterebbe di stare in Veneto per altri decenni, non solo per un altro mandato. Per quanto mi riguarda, credo sia una misura di buon senso, perché i veneti sanno chi votare, non hanno bisogno di avere un vincolo che gli impedisca di votare una persona. Detto questo, la battaglia continua sul terzo mandato, anche ovviamente a maggior ragione da parte della Lega. Qui in Veneto abbiamo una squadra da comporre, ma abbiamo un protagonista che è Luca Zaia e che va assolutamente considerato nella partita, a maggior ragione se sta candidato presidente, come ovviamente farebbe piacere a me, alla Lega, ma soprattutto ai veneti. Senta, ecco, poi c'è ancora il contrasto con gli alleati, con Fratelli d'Italia. L'altro giorno Alberto Villanova ha detto occhio al Veneto, perché potrebbe
esplodere se non dovesse essere assecondata questa spinta a favore della Lega. Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia, ha risposto: non bisogna usare questi termini, non li usa neanche Hamas, insomma, quindi diciamo lo scontro in qualche modo continua. No? Ma noi stiamo lavorando per comporre un centrodestra, perché i veneti hanno bisogno di un centrodestra unito, compatto, forte. Io sto lavorando per questo e stiamo lavorando per questo. È chiaro che la Lega è un partito che ha una forte componente amministrativa. Abbiamo oltre 160 sindaci, 1200 amministratori, 11.000 tesserati. È una forza territoriale che merita un giusto riconoscimento e che ha la capacità anche di costruire delle liste importanti, civiche, molto forti e radicate nei territori. La gente lo sa, le elezioni comunali, le elezioni territoriali sono elezioni diverse, dove la gente vota il candidato perché lo conosce, perché si fida, perché l'ha visto amministrare nel suo comune, nel suo quartiere, nella sua città. Queste sono le elezioni amministrative e queste sono anche le elezioni regionali. Quindi noi, avendo questa forza, siamo anche consapevoli di essere un partito che ha una storia da rispettare, un futuro straordinario da scrivere ancora in Veneto. Ecco, quindi diciamo, pur non avendo la sfera di cristallo, a suo giudizio come si chiuderà questa partita del candidato? Ma è una partita che si chiude a livello nazionale e noi abbiamo fatto e faremo la nostra parte come Lega, raccogliendo le firme, ascoltando i cittadini, perché questo deve fare la politica locale. Cioè, io sono abituato a fare politica locale da quando avevo 18 anni, facendo il consigliere prima, il sindaco poi, e continuando a restare all'interno del municipio. E so quanto sia importante ascoltare i cittadini, essere in mezzo a loro, ascoltare le loro idee, le loro proposte, anche le loro critiche, perché è giusto che si sdogani il concetto che la politica debba essere lontana dalle critiche, è giusto anche qualche volta ricevere delle critiche, imparare dalle critiche e prendere delle decisioni. Se non si fa questo è inutile far politica, non ha senso essere semplicemente portatori di slogan. Dobbiamo essere portatori di idee, di energie, di forze territoriali, ed è quello che la Lega deve fare. Questo è il compito di questo partito. Allora, diamo 2 minuti di pubblicità, poi sentiremo l'onorevole Alberto Stefani anche su altre 2 questioni fondamentali. Una è l'autonomia e l'altra, l'onorevole Stefani, è quanto sta accadendo a livello internazionale nei rapporti tra Ucraina, Stati Uniti, Russia ed Europa. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con l'onorevole Alberto Stefani, parliamo anche, onorevole, di autonomia e poi anche la notizia del giorno dopo lo scontro storico tra Trump e Zelensky nella Sala Ovale è quella di Ursula von der Leyen, che dice che l'Europa deve difendersi e bisogna stanziare 800 miliardi per la difesa europea. Allora partiamo dall'autonomia. A che punto siamo in tutta questa bagarre? Si rischia di vedere un rallentamento? L'autonomia sta proseguendo per quanto riguarda le materie non LEP, cioè le materie che non sono afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Abbiamo avuto il vantaggio che il referendum non si terrà e quindi questi 6 mesi possiamo recuperarli lavorando tecnicamente su queste materie. Poi, lo ricordo sempre, perché è un aspetto che non viene spesso preso in considerazione, entro il primo trimestre del 2026 noi dovremo approvare il federalismo fiscale, non perché lo dice la Lega, ma perché lo dice il PNRR. Il PNRR ci subordinerà la prossima rata di trasferimenti all'approvazione della riforma del quadro fiscale subnazionale, in poche parole il federalismo fiscale, cioè non più trasferimenti diretti dallo Stato alla Regione, ma
tributi che rimangono in regione. Questa è una grande sfida che noi portiamo avanti da decenni, che abbiamo la fortuna di poter guidare anche avendo un ministro dell'economia e delle finanze che si chiama Giancarlo Giorgetti, che è della Lega e che su questo tema tra l'altro è stato il presidente della bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale prima di me, e quindi una figura che conosce cos'è il federalismo fiscale e che saprà attuarlo nel migliore dei modi. Io costantemente, tra l'altro tengo aggiornati ovviamente i cittadini e gli elettori su questo tema, perché è un tema importantissimo e che sarà la vera parte finanziaria dell'autonomia. L'autonomia differenziata riguarda il trasferimento di materie, il federalismo fiscale riguarda la fiscalizzazione dei trasferimenti, quindi il fatto che i tributi rimangano nel territorio, sul territorio, e questa è la grande sfida che dovremo affrontare. Per quanto riguarda le questioni internazionali, a me ha fatto un po' impressione la dichiarazione che ho già fatto a von der Leyen, legata appunto alla difesa, soprattutto perché ha parlato di riarmo, un termine che non si sentiva da molto tempo e che insomma non credo sia la strada che l'Europa deve imboccare. Credo che l'Europa abbia tanti problemi da risolvere, credo che le politiche degli ultimi anni non abbiano tenuto in debita considerazione alcune caratteristiche dei paesi, perché vogliamo ricordare che la direttiva Casa Green per gli italiani che sono proprietari di abitazioni spesso in luoghi storici sarà un grandissimo problema che impedirà a tantissimi italiani a milioni di italiani di poter vendere una casa, addirittura di affittarla. La direttiva sulle auto elettriche che vorrebbe fermare i motori endotermici entro il 2035 con una situazione economica che non permette a una famiglia normale di potersi garantire un'auto elettrica, visto che solo lo 0,6% dei veneti ha un'auto elettrica in questo momento e stiamo parlando dei prossimi 10 anni. Penso alle scelte che sono state fatte in campo internazionale. Questa dichiarazione a me sembra l'ultimo grido di un'Europa che non ha saputo gestire una determinata situazione internazionale e vedendo questa situazione che adesso si sta ricomponendo su altri tavoli cerca di alzare la voce e di fare dichiarazioni strampalate che fanno il male dell'Europa, perché l'Europa non è nata su queste basi, l'Europa non è nata per costruire un esercito unico e per parlare di riarmo, l'Europa è nata su totalmente altri principi, quelli che loro dicevano di difendere, che in realtà hanno calpestato continuamente, l'Europa dei popoli, l'Europa dei territori, l'Europa delle comunità, che invece è calpestata da un'Europa che vorrebbe uniformare, omologare, colpire tutti indiscriminatamente e soprattutto facendo i danni, perché poi negli anni l'abbiamo visto, di un paese come il nostro, che è un paese eterogeneo e quindi l'uniformazione fa il male dell'Italia a prescindere qualsiasi sia la scelta uniformativa che viene selezionata, fa il male delle nostre imprese che sono state duramente colpite anche da una politica estera che ha creato dei grandissimi danni al nostro paese. E adesso parliamo dei dazi di Trump, ma non mi pare che negli ultimi anni le imprese siano state agevolate dall'Unione Europea e che soprattutto non tiene conto della necessità di un ecologismo che deve essere popolare, non può essere un ambientalismo che colpisce direttamente chi non può permettersi un'auto elettrica e chi non può vendere una casa. Oggi parliamo di questo ambientalismo in Europa, quando invece la gran parte dell'inquinamento arriva da Cina e da questi paesi contro cui l'Europa non ha mai avuto la capacità di alzare la voce. Io vorrei un'Europa che difende questi principi, ma li difenda concretamente senza fare i danni delle nostre imprese, delle nostre famiglie, di chi non può permettersi un'auto elettrica entro il 2035, di chi una casa vorrebbe magari venderla, di un'impresa che magari vorrebbe continuare ad esistere senza continua burocrazia, magari dei tanti ambulanti, dei tanti soggetti che a causa di una direttiva europea rischiavano e rischiano di perdere il proprio lavoro. Credo che sia un'Europa completamente diversa da quella che i padri costituenti dell'Europa, se così vogliamo chiamarli, avevano tracciato a quel tempo. Senta, ecco, quindi si rafforza un po' questa immagine del vaso di coccio, l'Europa tra due vasi di ferro. L'Unione Europea è stata particolarmente ingenua secondo lei nel sostenere fin dall'inizio Zelensky anche militarmente,
pensando che Zelensky avrebbe potuto vincere contro la Russia, che è davvero... vincere contro la Russia credo che sia qualcosa. Ma io credo che la storia l'ha dimostrato, ma anche la storia degli ultimi decenni, si debba investire molto di più sulla diplomazia internazionale, perché poi gran parte dei conflitti sono risolti sulla base della diplomazia o perché è emersa una figura diversa, perché adesso si sta parlando di trattativa sull'Ucraina perché ha vinto Trump negli Stati Uniti. Se avesse vinto Biden probabilmente non staremmo parlando di questa situazione qui, mi pare evidente. Trump è stato eletto a gennaio, a febbraio e marzo stiamo già parlando di questa situazione. Io credo che sia la diplomazia a dover essere la protagonista di una fase storica come questa, e sentire parlare un'Europa che dovrebbe essere il modello di riferimento per il futuro di un territorio, parlare di riarmo invece che di diplomazia e di saper costruire una credibilità, perché poi la realtà è che le figure storiche che hanno garantito delle situazioni di pacificazione, e l'Italia comunque in questo negli ultimi decenni ha avuto delle figure anche dei presidenti del Consiglio, mi lasci ricordare Pratica di Mare e Silvio Berlusconi, che hanno saputo garantire dei momenti di pacificazione tra superpotenze. L'Europa deve fare questo, non può soffiare sul fuoco, sono due cose completamente diverse, perché non possiamo continuare a pensare che soffiando sul fuoco si possano risolvere i conflitti. Lì c'è gente che muore e noi non possiamo permetterlo. Questo è quello che deve fare l'Europa. Dal mio punto di vista dobbiamo investire su diplomazia, su una costruzione di una comunità europea credibile a livello internazionale, capace di sedersi, non con le armi, ma con la forza delle idee, con la forza di una storia europea, con la forza delle proprie radici cristiane. Questo deve fare l'Europa. Onorevole, grazie molte. Onorevole Alberto Stefani. Grazie a voi. A presto e buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Stasera Focus con i nostri ospiti Anna Maria Bigon, Claudio Borgia, Fabrizio Comencini, Elena Donazzana, Alessandro Manera, Leonardo Padrin, Laura Puppatto, Flavio Tosi. Grazie ai nostri registi Andrea Basso e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.